Per primo lasciare la parola al professor De Zanna, che tra l'altro è un noto specialista di questioni relative all'impero ottomano, ha scritto una serie di volumi pubblicati ultimamente su questi temi. Devo dire, mi sembra interessante, soprattutto anche perché, come ricordavo nella mia introduzione ieri, nei confronti del ruolo dell'impero ottomano c'è un crescente interesse della storiografia, che non è, a questo punto non è solo determinato dalla questione del Medio Oriente, naturalmente, dagli accordi Sykes-Picot, ma io ho visto appunto queste cose scritte da Zurcher, che appunto sostiene che in fondo l'impero ottomano adesso viene studiato come un attore autonomo anche nell'ambito del primo conflitto mondiale. Il professor De Zanna si occuperà di un aspetto specifico, però appunto mi sembra che il suo intervento rientri pienamente in questa nuova visione e questa nuova interpretazione del ruolo dell'impero ottomano. Vi lascio la parola, grazie. Grazie dell'invito a questo bello e interessante convegno. Io ho molto, diciamo, sintetizzato un po' la mia relazione per stare dentro i tempi, per cui alcune cose saranno appena tratteggiate e peraltro appunto si collegano anche ad alcune cose che abbiamo ascoltato stamattina. Dunque, la formazione dello Stato italiano nella seconda metà del XIX secolo rappresentò l'affermazione di un nuovo attore statuale all'interno del sistema europeo, ma anche un evento tra i più significativi nella storia del Mediterraneo contemporaneo. Sin dall'inizio le dirigenze italiane rivolsero alla regione mediterranea un'attenzione particolare nella convinzione che essa fosse un'area di espansione privilegiata. Quasi la geografia, la cultura e la storia dell'Italia avessero iscritto nella penisola una sua specifica vocazione mediterranea. Rispetto alle altre potenze, Francia, Austria, Gran Bretagna e Russia, in vantaggio quanto a penetrazione nelle contrade ottomane, l'Italia partiva indubbiamente da una condizione di debolezza, anche se poteva contare sull'attu costituito dall'insediamento secolare di comunità italiane nei porti e nelle principali città ottomane. L'Italia era l'ultima arrivata in Oriente, ma c'erano italiani che vi risiedevano da generazioni. Nella seconda metà del XIX secolo, l'Italia nel Mediterraneo orientale era soprattutto una rete di presenze, prima ancora che una politica strutturata. L'impero ottomano era tutt'altro che uno scenario periferico per la politica europea affaccendata attorno alle sorti del traballante impero Osmal, incerta tra mantenerne l'integrità o dare corso alla sua spartizione, e Costantinopoli risultava tra le grandi metropoli del mondo dell'epoca. Lo si comprende anche dall'itinerario di un grande diplomatico italiano come Carlo Sforza, chiamato alla sede di Costantinopoli nel 1901 e poi ancora nel 1908 e infine incaricato come commissario per gestire la delicata fase seguita all'armistizio di Mudros del 1918. In Oriente la diplomazia italiana si doveva muovere su un terreno impervio che andava a toccare la sovranità dello Stato ottomano o i diritti acquisiti da altre potenze, con la necessità di usare tutte le accortezze per destreggiarsi in modo tale da salvaguardare, organizzare e rafforzare l'italianità delle comunità senza suscitare diffidenze o, peggio ancora, compromettere le proprie alleanze. La guerra di Libia rappresentò una forte incrinatura nei rapporti italo-ottomani, fino a quel momento favorevoli, riverberandosi sulle comunità italiane che subirono, a seguito dell'occupazione del Dodecaneso, l'espulsione. Decine di migliaia di italiani furono costretti a lasciare l'impero ottomano e solo una parte vi fece ritorno dopo la pace del 1912. Il controllo dell'arcipelago Egeo da parte dell'Italia non fu dettato semplicemente da ragioni militari legate al conflitto in Tripolitana, ma rispondeva ad un preciso disegno di rafforzamento dell'influenza italiana nel Mediterraneo orientale, di cui era parte anche la penetrazione economica. Ne abbiamo parlato, ne parlava oggi appunto Toniolo, diciamo, alla fine dell'Ottocento, primi del Novecento, c'è una grande penetrazione economica, c'è tutto il ruolo di Bernardino Nogara, insomma c'è una certa presenza italiana nell'impero ottomano. Solo tenendo conto di questo fondamentale dispositivo geostrategico che dalla Tripolitana si prolungava fino a Rodi per terminare in Asia Minore, nel quadrante compreso tra Smirne e Antalya,
si può comprendere la condotta italiana nei confronti dell'impero ottomano durante gli anni del primo conflitto mondiale, a cominciare dalla riluttanza di Roma a dichiarare guerra alla Sublime Porta, una volta rotti gli indugi e scelta l'alleanza con l'Intesa. Solo mantenendo le posizioni acquisite, l'Italia poteva aspirare ad avere voce in capitolo nei futuri assetti post-ottomani. Allo scoppio del conflitto mondiale, Italia e Impero Ottomano si ritrovarono accomunate dallo stato di neutralità. Una volta però entrato in guerra a fianco degli imperi centrali nell'ottobre del 14, il governo ottomano cercò di stringere i rapporti con l'Italia in quanto membro della Triplice Alleanza, proponendo un'intesa che venne però rifiutata da parte italiana con la motivazione di non compromettere la propria neutralità. In realtà poi il problema era, lo diceva prima Ballini, appunto l'Italia era una potenza musulmana. C'era stata la proclamazione della Guerra Santa, dello Jihad, nel novembre del 14, e questo l'Italia lo vive come un atto ostile nei confronti della sua presenza in Libia. Pur di scongiurare l'intervento italiano a fianco dell'intesa, la diplomazia ottomana sul finire del 14 cercò invano un accordo con Roma, mostrandosi disponibile a cedere Rodi, la regione di Antalya, la città di Sollum sul confine libico-egiziano, fino a riconoscere come italiani i libici al momento presenti sul territorio ottomano. L'ingresso in guerra dell'Italia contro l'Austria scatenò una campagna della stampa ottomana contro il governo di Roma e contro il re. Da questo momento la posizione delle comunità italiane nell'impero, specie le due principali che erano quelle di Costantinopoli e di Smirne, si fece sempre più critica. A preoccupare la diplomazia italiana era anche il fatto che l'abolizione delle capitolazioni, decretata il 1 ottobre 14, metteva a rischio i beni e la sopravvivenza stessa delle colonie italiane. Nei mesi che seguirono l'Italia cercò di mettere in sicurezza gli interessi italiani, affidandoli, in caso di totale rottura delle relazioni con l'impero ottomano, agli Stati Uniti e al tempo stesso organizzò l'evacuazione dei connazionali via mare. La necessità di non compromettere la delicata situazione degli italiani in Oriente spinse l'Italia a rimandare il più possibile la dichiarazione di guerra contro l'impero ottomano, presentata il 21 agosto del 1915, nonostante le forti pressioni degli alleati in difficoltà nella campagna dei Dardanelli. La riluttanza italiana contribuì a rafforzare la diffidenza di Parigi e Londra nei confronti di Roma, che di fatto fu emarginata dai piani relativi ai futuri assetti del Medio Oriente. La necessità di tutelare la presenza italiana in Oriente e i tagli imposti da Cadorna, il quale riteneva di scarso rilievo i teatri di guerra secondari, fecero sì che anche l'impegno bellico italiano si attestasse ai margini dello scenario ottomano, concentrandosi esclusivamente sulla difesa e il consolidamento dei presidi costieri in Libia e nel Dodecaneso. La mancanza di un impegno diretto dell'Italia sui fronti ottomani limitò enormemente i margini di manovra del governo italiano al tavolo della pace. A indebolire ulteriormente la posizione italiana fu la decisione della Grecia di entrare in guerra nel 17 a fianco dell'intesa. Agli occhi di Gran Bretagna e Francia, la Grecia, oltre a offrire forze fresche, rappresentava un alleato ideale per contrastare le aspirazioni italiane nei Balcani e nel Mediterraneo. Vinta la guerra, per Parigi e Londra si poneva il problema di venire incontro alle necessità dell'Italia, cercando però, al tempo stesso, di limitarne un'eccessiva influenza nell'area balcanico-mediterranea, dove Roma poteva giocare un ruolo concorrenziale indubbiamente maggiore di qualsiasi altro paese presente nell'area. Il crollo dell'impero asburgico e la sconfitta ottomana infatti avevano creato un vuoto in cui poteva inserirsi l'Italia, la quale, pur disponendo di mezzi limitati, poteva contare sulla contiguità geografica e la lunga presenza storica in tali regioni. A differenza delle due potenze alleate, inoltre, l'Italia era direttamente implicata nei futuri assetti mediterranei, dai quali dipendeva il completamento dell'unificazione territoriale e molta della sua politica di sicurezza. In questo senso, questione adriatica e questione egea erano fortemente connesse, con la seconda sostanzialmente subordinata alla prima. Le due questioni, affrontate solitamente e separatamente, spiegano le incertezze e alcune incongruenze dell'azione diplomatica italiana nelle trattative relative all'Anatolia. Finito il conflitto, l'Italia si attestò, questo abbiamo sentito e abbiamo detto, sulla linea Patto di Londra più Fiume, convinta che nel clima euforico della vittoria tutto si sarebbe sistemato in base agli accordi presi in precedenza.
ma tale valutazione non teneva conto di diverse variabili, tra cui l'intervento in guerra della Grecia, che aveva cambiato la situazione sul campo. Che Londra puntasse sempre più sulla Grecia fu chiaro quando, a guerra finita, gli inglesi dichiararono decaduti gli accordi di Saint-Jean-de-Maurienne, firmati nel 17, con cui Francia e Gran Bretagna avevano riconosciuto i diritti dell'Italia in Asia Minore. La blanda reazione italiana si spiega non tanto con la debolezza di Sonnino, quanto con la consapevolezza italiana di dover fare i conti con la Grecia, concorrente in Asia Minore, ma possibile alleata nei Balcani in funzione anti-jugoslava. In questa prima fase, prioritario per l'Italia era consolidare il dispositivo di sicurezza in Adriatico, in modo tale da garantirsi la superiorità marittima senza rinunciare a mantenere una testa di ponte in Anatolia. Ciò spiega la disponibilità di Sonnino a rinunciare a Smirne, reclamata dai greci in nome del principio nazionale. A rendere distanti le posizioni tra le parti non era però soltanto la concorrenza sul controllo di alcune regioni ottomane, ma una divergenza di vedute più profonda. Mentre infatti Francia, Gran Bretagna e Grecia puntavano, secondo interessi differenti, alla spartizione dell'impero, l'Italia, consapevole del carattere diasporico della presenza italiana e dei limitati mezzi a disposizione, era più propensa al mantenimento dell'impero sotto una forma di tutela internazionale, cercando di porre le basi per una maggior penetrazione commerciale e lo sfruttamento delle risorse locali. Roma aveva tutto da perdere dalla divisione ottomana in realtà statuali, che avrebbero inevitabilmente avvantaggiato le altre potenze e ridotto il ruolo delle comunità levantine italiane. Da qui prese avvio la politica filo-ottomana e in seguito filo-turca dell'Italia, con l'invio a Costantinopoli nel novembre 18 di Carlo Sforza come alto commissario. Accettata l'eventuale rinuncia piuttosto gravosa di Smirne, la linea era quella di ottenere valide contropartite in Anatolia, intrecciando più strette relazioni con le dirigenze ottomane. Benché il governo di Roma avesse poco da offrire alla controparte, godeva però di maggior credibilità rispetto agli alleati, soprattutto anche il fatto di essere appunto tendenzialmente anti-ellenica. Anche i sentimenti, e d'altra parte, anche i sentimenti fortemente anti-elleni dei politici ottomani giocavano a favore degli italiani. Nei primi mesi di trattative a Parigi, mentre gli alleati erano decisi alla spartizione dell'impero ottomano, in ottemperanza ad una linea punitiva che facesse giustizia dei massacri commessi durante la guerra, massacri contro i cristiani, l'Italia tenne un profilo più cauto, testimoniato anche da una certa tiepidezza nei confronti della questione armena, su cui pochissimi intervennero, appunto, tra i pochi, appunto, se non sbaglio, proprio Luzzatti, oltre anche a... L'altro era stato Filippo Meda, diciamo. Sono stati tra i pochi che in qualche modo sono intervenuti su questa questione. Per il resto, tendenzialmente, c'è un certo silenzio. Nel breve periodo, la linea filo-ottomana giocò a favore dell'Italia, considerata dal governo imperiale un freno alle ambizioni greche. Alla lunga, però, erano destinate ad emergere tutte le contraddizioni di un atteggiamento da parte dell'Italia che cercava l'alleanza degli ottomani in cambio di contropartite territoriali o economiche nell'impero, secondo una visione che non si discostava del tutto da quella delle altre potenze vincitrici. Alla crisi del 19 che portò Sonnino e Orlando ad abbandonare Parigi, l'Italia reagì con l'occupazione di Antalya. Si trattava di un modo di forzare la mano agli alleati in un momento di stallo nella complessa sistemazione della questione adriatica, a dimostrazione del nesso stretto tra vicende adriatiche e quelle in Asia Minore. La mossa italiana non era in contraddizione con la linea filo-ottomana, visto che gli italiani in un primo momento furono accolti come liberatori dalla popolazione musulmana timorosa del possibile dominio greco sulla regione. In realtà proprio la forzatura impressa dall'Italia con l'occupazione di Antalya aprì la strada all'occupazione greca di Smirne, con la sua scia di violenza nei confronti della popolazione musulmana. I rapporti italo-greci si fecero sempre più tesi, riverberandosi anche in campo religioso. Roma, infatti, pur di contrastare l'influenza greca, puntò a sostenere le missioni e le istituzioni cattoliche italiane presenti in Oriente, cercando una sponda nella Santa Sede, preoccupata che l'alleanza anglo-ellenica si traducesse in un'eccessiva influenza di protestanti e ortodossi in Oriente. Dalla nomina del nuovo arcivescovo latino di Smirne, solitamente in italiano, alle rivendicazioni cattoliche sulla Basilica di Santa Sofia a Costantinopoli, il governo di Roma si trovò così
vicino alla politica del Vaticano, con cui condivideva un sostanziale filo ottomanismo. In una situazione di forte isolamento diplomatico, il nuovo governo Nitti cercò d'altro canto un riavvicinamento ad Atene. L'accordo Tittoni-Venizelos rappresentò un tentativo di associare la Grecia alle richieste italiane nel settore adriatico. Il patto, infatti, a fronte di concessioni nell'Egeo e in Epiro da parte dell'Italia, rafforzava il ruolo di quest'ultima in Albania, anche se la costringeva ad un difficile equilibrio per tenere insieme l'accordo con i greci e la linea filo-ottomana. Alleata di tutti, l'Italia rischiava di non esserlo di nessuno, vedendo ulteriormente indebolirsi le proprie posizioni in Oriente. A complicare il quadro intervennero inoltre le complesse dinamiche interne alla politica ottomana a seguito dell'avvento del movimento kemalista, destinato a logorare la posizione dell'Italia, costretta su una linea incerta e attendista per non inimicarsi né il governo ottomano in carica né i nazionalisti capeggiati da Mustafa Kemal sempre più in ascesa. L'Italia sapeva di avere le mani legate in Oriente fino a quando non avesse sciolto il nodo di Fiume e la questione adriatica. Per questo il governo italiano presentò il patto tripartito, firmato nel febbraio del 20, che era una convenzione tra Italia, Francia e Gran Bretagna che fissava confini e termini delle rispettive influenze nei territori ottomani. Dicevo che l'Italia presentò questo patto tripartito come un successo, anche se Roma poteva vantare soltanto generici privilegi economici in Anatolia, a fronte dei mandati ottenuti da Londra e Parigi su gran parte dei territori arabi ex ottomani. I termini del patto furono in buona sostanza la base del Trattato di Sèvres, che sancì la divisione dell'impero ottomano creando le premesse per il successivo conflitto greco-turco. Il trattato, firmato dal governo ottomano nell'agosto del 20, fu una pace senza pace, dal momento che avviò lo smembramento dell'impero, imponendo soprattutto la spartizione dell'Anatolia, fulcro della civiltà ottomana e luogo fondante della mitologia nazionale kemalista. La fase successiva a Sèvres fu segnata dall'azione decisa portata avanti da Sforza come nuovo ministro degli esteri italiano. Sotto la sua guida si svilupparono in modo più regolare e concreto le relazioni con il movimento kemalista, la cui legittimità restava però limitata dalla mancanza di riconoscimento internazionale. L'attivismo di Sforza si fondava sulla convinzione che gli interessi della Turchia coincidessero con quelli dell'Italia e che Roma, per le posizioni assunte in precedenza, fosse l'unico valido interlocutore del movimento nazionalista turco. Quando poi il consolidamento dei kemalisti in Anatolia orientale mise in evidenza la necessità di avviare una revisione del Trattato di Sèvres, che poi porterà al Trattato di Losanna, come sappiamo, fu grazie alle insistenze italiane se i nazionalisti turchi poterono sedersi al tavolo delle trattative. La gratitudine dei turchi e le buone relazioni con gli italiani furono suggellati dall'accordo economico del marzo 21, che assegnava all'Italia concessioni esclusive in alcuni distretti anatolici, rafforzando nella diplomazia italiana l'idea che Mustafa Kemal avrebbe accettato anche i termini del patto tripartito. Si trattava però di un'illusione. Man mano infatti che i kemalisti assunsero il controllo di ampie porzioni dell'Anatolia centrale, respingendo efficacemente le offensive greche, divenne sempre più chiaro come il loro disegno fosse incompatibile con qualsiasi progetto di controllo straniero sul territorio turco. L'ambasciatore Garroni da Costantinopoli scrive nell'aprile del 21: «Le simpatie verso l'Italia, che furono e sono individualmente vive, non hanno mai influito sul giudizio che i patrioti turchi si fanno dei fini e delle ragioni della nostra politica. I dirigenti di Ankara, si preparano certamente a contrastarci con molta ostinazione ogni concessione, ogni favore che ne rappresenti pur soltanto il corrispettivo dovuto. Un conseguente maggior rafforzarsi dello Stato turco mi sembra piuttosto nocivo che favorevole ai nostri interessi». Il crescente deteriorarsi delle relazioni italo-turche segnò la messa in discussione della strategia dispiegata fino a quel momento da Sforza, che da lì a poco avrebbe lasciato il suo incarico ministeriale, mentre anche le truppe italiane abbandonavano Antalya. Nel vuoto lasciato dagli italiani si inserirono i greci, sebbene ancora per poco. La grande offensiva turca dell'estate del 22, culminata nella presa di Smirne, con il drammatico incendio della città e la fuga della popolazione cristiana via mare, segnò infatti anche la fine della presenza greca in Asia Minore. La vittoria kemalista decretò anche il tramonto delle aspirazioni italiane in Anatolia.
Come affermò Hamid Bey, rappresentante del governo di Ankara a Costantinopoli, cito: «L'Italia è una grande potenza, noi l'amiamo molto, l'Italia venga da noi e sarà la benvenuta, ma vi venga commercialmente e industrialmente, non politicamente. L'Italia non deve avere aspirazioni in Asia Minore perché sia inglese, francese, greco, italiano, un gioco è sempre un gioco». La definitiva crisi del pluralismo ottomano, con l'immigrazione forzata dei greci, travolse anche le colonie italiane. Era la fine di un mondo e delle comunità levantine, frutto dell'originale osmosi tra culture che aveva plasmato l'Oriente ottomano. In Anatolia tutto ciò che ricordava la sudditanza agli europei fu smantellato e le istituzioni italiane non furono risparmiate. Andò in frantumi tutta una politica che aveva il suo fulcro nell'originale presenza degli italiani nelle città orientali e nella vocazione mediterranea del giovane regno. Da qui l'oscillazione di una classe dirigente che non volle vedere l'equivoco di una politica che intendeva difendere l'impero ottomano senza rinunciare a coltivare aspirazioni imperiali. La Turchia di Mustafa Kemal si impose, decretando nei fatti la sconfitta dei vincitori, con l'affermazione di un nuovo Stato repubblicano, laico e nazionalista, mentre in Italia scoccava l'ora di Mussolini. Grazie. Bene. Ringrazio il professor De Zanna che è stato ampiamente nei tempi, ha rispettato anzi i 20 minuti, quindi a questo punto io passerei la parola e chiamerei quindi al tavolo il professor Sandro Franchini, anzi scusate, non si sbaglio, ma il professor Federico Mazzei, che affronterà il tema dei popolari e la questione della pace in Europa. E nei suoi confronti l'invito a... Grazie, intanto una parola di ringraziamento per il comitato scientifico, per il professor Varsori e il professor Ballini per l'invito. Dunque, il 18 gennaio del 1919, nella stessa data in cui si aprivano a Parigi i lavori della Conferenza della Pace, dall'albergo Santa Chiara di Roma fu lanciato l'appello a tutti gli uomini liberi e forti, che ufficializzò, come è noto, la nascita del Partito Popolare di Don Luigi Sturzo. Si trattò di una coincidenza probabilmente fortuita, ma tutt'altro che estrinseca e priva di significato. Fin da quel suo primo documento, infatti, la nuova formazione aconfessionale dei cattolici gettò le basi di un proprio approccio alla politica internazionale del dopoguerra, rivolgendosi, cito, a quanti nell'amore della patria sapevano congiungere il giusto senso dei diritti e degli interessi nazionali con un sano internazionalismo. Ne scaturiva in altri termini l'impronta internazionalistica della politica estera popolare, che avrebbe da subito abbracciato la nuova diplomazia wilsoniana, cito ancora, come elemento fondamentale del futuro assetto mondiale, contro gli imperialismi che creavano i popoli dominatori e maturavano le violente riscosse. Nella Magna Carta programmatica del Partito Popolare, la credibilità patriottica riconquistata dai cattolici italiani nella Grande Guerra si coniugava dunque all'ideale di un nuovo ordine internazionale, ridisegnato dai principi di uguaglianza e di autodeterminazione delle nazioni, di abolizione della diplomazia segreta, di disarmo universale e di sicurezza collettiva in forma societaria, quali appunto erano stati formulati organicamente dai 14 punti wilsoniani. Il 12° punto del programma popolare era appunto costituito dalla Società delle Nazioni con i suoi corollari dell'Organizzazione Giuridica Internazionale. Dunque possiamo dire che il Partito Popolare fu il capofila del wilsonismo italiano ed è alla luce di questo retroterra, di questa piattaforma programmatica di politica estera, che prese corpo anche la sua critica nei confronti dei trattati di pace del dopoguerra, in cui si intrecciarono, appunto, motivazioni nazionali e internazionali, ragioni italiane e contestazioni del riassetto postbellico dell'Europa di Versailles, che appunto non aveva rispettato quei presupposti. Se infatti il Partito Popolare non fu estraneo al clima di insoddisfazione patriottico-nazionale generato dalle delusioni della vittoria, la sua opposizione non prese di mira soltanto il trattamento diplomatico dell'Italia alla conferenza parigina, ma anche e soprattutto il mancato adempimento di quel complesso di ideali e di aspirazioni palingenetiche, le cosiddette speranze della guerra, condensate dall'universalismo wilsoniano e dalla sua politica delle nazionalità, come condizione di una pace giusta e duratura.
Naturalmente il fallimento diplomatico del wilsonismo mise a dura prova questo internazionalismo programmatico e alimentò, come vedremo, il ritorno a una sorta di realismo nazionale, non direi nazionalistico, che era un tratto ben inteso, originario rispetto al retroterra politico di molti esponenti del Partito Popolare. Lo stesso Sturzo era stato interventista, ma che fu inizialmente soffocato da questo messianismo di matrice wilsoniana. Da qui, nell'articolazione interna del partito, la distinzione che si fece, come vedremo, sempre più evidente, fra i popolari di estrazione democratico-cristiana, che furono predominanti nei suoi organi direttivi, nella direzione del partito, e quelli invece di matrice clerico-moderata, che confluirono nel gruppo parlamentare dopo l'elezione del 19. In realtà lo erano già prima i cattolici deputati fino a questo momento, che intervennero nei mesi precedenti all'elezione e quindi durante i lavori della conferenza, che divennero in qualche modo gli esperti di politica estera del partito. I primi, i democratico-cristiani, furono gli interpreti di un revisionismo a loro modo umanitario, ricostruzionista, cioè finalizzato alla ricostruzione di un sistema internazionale basato sui principi wilsoniani. I secondi invece di un revisionismo che sfociò in rivendicazioni territoriali più attente al principio di equilibrio e al primato degli interessi nazionali, soprattutto sulla questione adriatica. Questa divaricazione fra le due critiche, quella nazionale e quella internazionalista all'ordine di Versailles, furono in realtà inizialmente contenute, trovarono un momento di sintesi appunto nella contestazione del Trattato di Versailles, contro il quale il partito di Sturzo si mobilitò compattamente sia sul piano parlamentare che appunto nell'attività organizzata nel paese. In realtà i primi mesi del partito furono quelli, diciamo, di svolgimento della conferenza, quindi i pronunciamenti sul corso dei lavori non furono inizialmente così incisivi. In realtà, per quanto alcuni degli antifascisti popolari dopo il 24 abbiano accreditato, diciamo, l'idea di una dissociazione netta tra i popolari e la delegazione diplomatica italiana, il governo Orlando, denunciando la vera Caporetto di Versailles, che addebitava alla classe dirigente liberale la responsabilità diciamo, del trattamento diplomatico riservato all'Italia, in realtà mi pare che il popolarismo condivise inizialmente le dimostranze patriottiche del governo Orlando contro l'intransigenza alleata, anglo-francese e wilsoniana. Per esempio, cito soltanto il fatto che nella votazione di fiducia della Camera del 29 aprile del 19, quella sul discorso di Orlando rientrato dalla conferenza di Parigi, la pattuglia di cattolici deputati che aveva appena aderito al neonato partito, quindi il gruppo parlamentare che votò sull'ordine del giorno Luzzatti, appunto votò a favore del governo, e uno di questi cattolici deputati, Livio Tovini, addirittura fu firmatario di questo ordine del giorno, lasciando all'opposizione i 40 deputati socialisti. Naturalmente la protesta popolare contro Versailles, contro la pace ferrea e ingiusta, come la definì il suo primo settimanale ufficiale, Il Popolo Nuovo, si distinse da quella del mondo liberale e coerentemente alla sua base programmatica imputò la responsabilità della guerra persa al tavolo della pace, appunto, della vittoria mutilata, non tanto al wilsonismo, quanto al suo disconoscimento da parte della diplomazia anglo-francese e della inettitudine della delegazione italiana. Lo dimostra il fatto che il primo pronunciamento del partito contro questa impostazione vessatoria dei trattati fu la circolare che Sturzo diramò alle sezioni locali del partito l'11 maggio del 19, in occasione della consegna della notifica delle bozze del trattato alla Germania, in cui Sturzo giunse ad accusare, cito, l'assoluta preponderanza dei grandi stati dell'intesa nella società delle nazioni, come prova del nuovo imperialismo anglo-franco-americano. In risposta a questo documento sturziano si avviò un dibattito all'interno del partito fatto di conferenze, di incontri, di assemblee precongressuali. Il primo congresso del partito si tenne nel giugno del 1919 a Bologna. Ricordo soltanto l'intervento del giovane Gronchi, che nell'assemblea romana del partito appunto propose un ordine del giorno sulla politica estera italiana, un ordine del giorno di esplicita protesta contro il governo italiano, che si era prestato a sostenere l'imperialismo altrui, cioè in questo caso le ragioni di principio della critica ai trattati
prevalevano sulla solidarietà patriottica governativa che invece si era verificata all'interno del gruppo parlamentare. Deliberazioni altrettanto polemiche contro il diktat parigino, ma più prudenti verso la delegazione italiana, uscirono poi dal congresso tenutosi a Bologna, appunto, come dicevo, in cui fu approvato un ordine del giorno presentato da Giovanni Bertini, che era un democratico cristiano, lo era stato, che confermò il wilsonismo popolare e deprecò il fallimento morale della conferenza di Parigi, che avrebbe dovuto garantirne l'applicazione. Seguirono poi le pubbliche dimostrazioni del partito che il partito promosse per contrastare lo scioperissimo internazionale, evocato anche stamani, quello del 20-21 luglio del 19, proclamato dai partiti socialisti europei contro l'intervento antibolscevico dell'intesa in Ungheria. Il partito in realtà rifiutò l'adesione allo sciopero, ovviamente, di 48 ore, ma, lo segnalo, per il solo giorno 21, per il 21 luglio, autorizzò la sospensione del lavoro. La piattaforma di questo sciopero, di questa vertenza, promossa dal Partito Popolare, era appunto la protesta contro la falsa pace di Versailles. Il punto di approdo di questa critica sul terreno istituzionale fu il dissenso che l'unico rappresentante popolare espresse all'interno della commissione speciale dei 24, citata stamani dal professor Ballini, quella presieduta da Luigi Luzzatti, commissione in cui Giovanni Maria Longinotti prese posizione contraria rispetto al trattato. Non solo, integrò alla relazione di maggioranza favorevole di Luzzatti la propria dichiarazione di minoranza, contraria alla ratifica per motivi di ordine ideale nazionale, per ragioni ideali. Fra questi motivi il principale, ancora una volta, la protesta contro il diffuso e famelico spirito imperialista del diktat alleato e una significativa dichiarazione di solidarietà nei confronti della Germania, perché il trattato avrebbe costituito il tentativo, cito Longinotti, il tentativo insano di schiacciamento di tutto un popolo, pure colpevole, ma ridotto a scegliere tra la propria soppressione o la ricerca affannosa di aiuti, di alleanze e di pretesti per liberarsi presto o tardi dal giogo. Questa posizione fu ratificata nell'agosto del 19 dal Consiglio nazionale del partito. Longinotti era stato a Versailles, aveva partecipato alla preparazione della Carta del Lavoro, che trovò ricezione soltanto parziale nel testo del trattato, e la critica a Versailles divenne un tratto identitario, direi, trasversale alla cultura politica del popolarismo, che si diffuse anche nei suoi ambienti di sinistra sindacale. Achille Grandi stesso, il primo segretario, che sarebbe diventato segretario della Confederazione Italiana dei Lavoratori dopo Giovanni Gronchi nel 22, intervenne, presentò un ordine del giorno in cui appunto si faceva riferimento alternativo rispetto alla pace di Versailles, un riferimento alternativo legato alla pace dei popoli, alternativa alla diplomazia tradizionale e prefigurata dal coordinamento di cui si auspicava la nascita dei partiti e sindacati cristiani in una grande internazionale bianca che reclamasse la cessazione di ogni imperialismo, anche se sancito dai trattati. Diciamo, il tramonto del wilsonismo non provocò comunque ritorni alla realpolitik nazionalista, e possiamo dire che l'eredità wilsoniana continuò a ispirare, almeno inizialmente, il revisionismo popolare, fin dalla prima campagna elettorale che il partito condusse per le elezioni del novembre 19, che lo portarono ad avere ben 100 deputati in Parlamento, quindi a cambiare anche, diciamo, la posizione e i rapporti di forza all'interno delle istituzioni del Parlamento. L'esito politico di questo successo, per quanto concerne l'opposizione a Versailles, fu la richiesta che il partito promosse per la discussione, la ratifica parlamentare assembleare del trattato. Una questione poco nota alla storiografia politica, però mi pare estremamente significativa. Il governo Nitti aveva sospeso, dopo l'esame della commissione Luzzatti, la discussione in Parlamento del trattato. L'aveva rinviata dopo le elezioni, ma poi aveva definitivamente rinunciato, emanando il regio decreto legge di cui accennava il professor Ballini, il 20 gennaio del 1920, e sostanzialmente chiudendo la partita.
La legge di conversione del Trattato di Versailles, con quelli di Trianon e Neuilly, sarebbe poi giunta addirittura all'approvazione nel giugno del 25, quindi in tutt'altro clima politico. Ma perché il governo Nitti evitò il Parlamento in questa fase? Qui si ripropone la questione della gestione parlamentare della politica estera, che aveva avuto, diciamo, un nodo di svolta nel maggio del 1915, quindi la proposta popolare di discutere in Parlamento il trattato raccoglieva questa istanza di parlamentarizzazione della politica estera, che lo stesso Giolitti, che era stato vittima, diciamo, della gestione extraparlamentare della politica estera, propose nel dopoguerra con il suo discorso di Dronero del settembre 19, appunto aprendo alla possibilità di modifica dell'articolo 5 dello Statuto, nel senso di una gestione appunto parlamentare della politica estera e dei trattati internazionali. In realtà per il partito di Sturzo non si trattava soltanto di una coerenza ideale con la diplomazia aperta wilsoniana, era il tentativo di inserirsi, di ritagliarsi l'unico sbocco istituzionale, il Parlamento, che gli avrebbe permesso di giocare un ruolo nella politica estera italiana del dopoguerra. Nei suoi ministeri chiave, quindi Ministero degli Esteri, delle colonie della guerra, i popolari, che pure erano alleati indispensabili dei liberali, dei governi liberali del dopoguerra, non ebbero alcuno spazio. Il primo ruolo significativo lo ebbero nel primo governo Mussolini, quando ottennero la posizione, il posto di sottosegretario agli esteri con Vassallo. Ma se questo è vero, è pur vero che con i loro 100 deputati avrebbero potuto bloccare in Parlamento la ratifica del Trattato di Versailles. Quindi all'indomani delle elezioni del novembre 19, quando ancora si parlava di una votazione in aula e il governo Nitti non aveva decretato l'approvazione del trattato, come poi fece nel gennaio del 20, il quotidiano francese Le Matin pubblicò un'intervista di Filippo Meda, che era, come è noto, il sostenitore di una collaborazione con i governi liberali anche sul terreno della politica estera, che invitava in questa intervista il partito ad assumersi le sue responsabilità istituzionali, a superare le precedenti obiezioni, le definiva umanitarie, contro il trattato, insomma a garantirne la ratifica e a considerare il fatto che respingere il trattato avrebbe significato assumersi il peso delle conseguenze che potevano essere provocate da un rifiuto della sua approvazione. La disponibilità di Meda a votare il Trattato di Versailles non trovò adesioni, anzi provocò una levata di scudi da parte della stampa, della direzione del partito, che rifiutò di fare marcia indietro verso una decisione per la quale si era già il partito impegnato pubblicamente. Quindi, numeri alla mano, la risposta al motivo per il quale Nitti non presentò il trattato in assemblea è che probabilmente considerò il fatto che sottoporre il trattato alla Camera avrebbe significato, diciamo così, scontrarsi contro l'ostruzionismo popolare, che si sarebbe sommato a quello socialista e avrebbe impedito di ottenere una maggioranza parlamentare sufficiente alla sua approvazione. Allora, il momento nel quale invece i popolari giocarono un ruolo attivo nella questione dei trattati di pace del dopoguerra fu quello del governo Giolitti, che nacque nel giugno del 20, dopo la caduta di Nitti, e che presentò subito il disegno di legge che dava applicazione appunto alla questione di cui dicevo prima, sull'approvazione da parte del Parlamento dei trattati internazionali. Un disegno di legge che fu presentato, non approvato dal Parlamento, ma che dava il segno di una intesa programmatica forte fra il governo Giolitti e un pezzo della classe dirigente liberale e il popolarismo. Tanto è vero che il 22 luglio Giolitti e Sforza presentarono alla Camera il disegno di legge per la ratifica del Trattato di Saint-Germain con l'Austria, che fu il primo a essere portato in Parlamento e a essere discusso, prima in Commissione e poi in Aula. La relazione ministeriale giustificava questa diversità di trattamento rispetto a Versailles con il fatto che, a differenza del Trattato di Versailles, quello di Saint-Germain avrebbe implicato una variazione al territorio dello Stato italiano, quindi facendo riferimento all'articolo 5 dello Statuto. A differenza appunto del Trattato di Versailles, i popolari approvarono, sostennero il trattato stavolta il Trattato di Saint-Germain,
che assicurava all'Italia il confine settentrionale e la cui ratifica era già stata sollecitata dal congresso del partito nell'aprile del 20 da un ordine del giorno appositamente riservatogli dal neopopolare trentino Alcide De Gasperi, che proprio in questo dibattito parlamentare fece la sua comparsa fisica in aula alla Camera dalla tribuna riservata agli ex deputati. De Gasperi, come è noto, era stato parlamentare a Vienna, e che su questo dibattito scrisse e pubblicò il suo primo articolo sulla stampa italiana, sul Corriere d'Italia, che appunto commentò il dibattito parlamentare e lo definì un dibattito non tanto sulle clausole del trattato, quindi sulla politica estera, ma sull'annessione. In sostanza la questione dell'annessione aveva risolto anche le possibili obiezioni che pure da parte popolare venivano sollevate nei confronti del trattato. La difesa del confine del Brennero, quindi dell'annessione non solo del Trentino, ma anche dell'Alto Adige, del Tirolo, in realtà entrava in conflitto con il riferimento dei popolari al diritto di nazionalità. Questa era una contraddizione evidente di cui i popolari sentirono appunto per la quale sentirono di dover fornire giustificazioni in commissione. E come la risolsero questa contraddizione? La risolsero facendo riferimento all'interesse nazionale. Umberto Tupini, che prese la parola in commissione negli uffici, rivendicò la stessa impostazione programmatica, quindi il diritto di autodecisione dei popoli in quanto serva di base a tutto l'assetto europeo e come fondamento di una vera Lega delle Nazioni. Ma il Trattato di San Germano è nato da altri criteri, che l'Italia non può unilateralmente lasciar cadere ai suoi danni, quindi emerge il riferimento all'interesse nazionale. Lo specifico contributo che i popolari dettero alla ratifica della pace con l'Austria fu però un altro, e cioè la proposta che nacque in commissione, che fu accolta dal governo Giolitti, di mantenere autonomie locali e regionali per tutte le terre redente e di risolvere in tale quadro anche il problema degli allogeni tedeschi dell'Alto Adige. Quindi in nuce la stessa soluzione che poi ritroverà sbocco anche nel secondo dopoguerra con gli accordi De Gasperi-Gruber. Il commissario popolare Coris, il veronese Coris, riformulò in questa prospettiva autonomistica il disegno di legge governativo, il suo articolo 4, e riconobbe appunto l'autonomia dei territori annessi anche in una prospettiva di invocato decentramento regionale in tutta Italia. In questi termini si espresse lo stesso Paolo Mattei Gentili nel dibattito in aula. I popolari votarono quindi a scrutinio segreto il trattato e come dire, diedero un primo contributo alla chiusura dei parlamentari dei trattati di pace. Il terzo momento, diciamo, nel quale i popolari giocarono una partita, forse il momento più alto, sempre durante il governo Giolitti, fu in realtà la questione del Trattato di Rapallo, quindi la soluzione della questione adriatica. Qui riemerse in modo prepotente la tensione di cui parlava all'inizio, cioè fra l'elemento internazionalistico, idealistico e la difesa nazionale della vittoria. Emerse nettamente, si trasformò in una oscillazione fra l'opzione rinunciataria e quella annessionistica nel contenzioso sui territori istriani e dalmati del confine orientale. Ancora una volta questo sdoppiamento rifletteva da un lato la visione programmatica di Sturzo, che faceva riferimento al principio della cooperazione italo-slava in funzione di più solide e pacifiche relazioni con gli stati successori dell'Europa danubiano-balcanica, ma anche con i nuovi soggetti adriatici, l'Albania e il Montenegro, di cui i popolari rivendicarono sempre l'indipendenza nel quadro di una coerente e reciproca politica delle nazionalità. Dall'altro lato però sul terreno della prassi politica questa impostazione faticò a farsi strada e dovette cedere talora il passo ad atteggiamenti se non nazionalistici comunque di rivendicazione patriottico-nazionale negli ambienti popolari più esposti al clima di vittoria mutilata sedimentatosi soprattutto sulla questione di Fiume, e quindi la solidarietà con l'irredentismo fiumano, la reazione comprensiva nei confronti dell'occupazione d'Annunziata di Fiume, che il 28 settembre del 19 alla Camera portò i popolari, o meglio i cattolici deputati ancora che avevano già aderito al partito, a presentare uno specifico ordine del giorno per il riconoscimento della italianità di Fiume.
una posizione quindi, che faceva riferimento all'autodeterminazione nazionale, che fu poi ratificata dal partito con un successivo ordine del giorno dopo le elezioni nel dicembre del 19, sempre da Coris e da Gronchi, con il rilancio della questione della tutela di Fiume, di Zara e dei nuclei italiani della Dalmazia, quindi in una logica anche estensiva. Significativamente però attraverso il riferimento e la prospettiva di un accordo diretto con tutti i popoli della sponda adriatica. In sostanza si prefigurava già la linea Sforza, quindi il negoziato diretto con la Jugoslavia. I popolari seguirono il negoziato che portò al Trattato di Rapallo in commissione, adottarono una posizione di intransigenza diplomatica, direi quasi massimalistica rispetto a Sforza, cioè, come dire, posero l'accento non tanto sulla questione della nazionalità di Fiume quanto sulla questione della sicurezza confinaria. Fra questi, lo citavo prima, Vassallo, che era stato corrispondente libico in Libia del Corriere d'Italia, raccomandò al ministro degli esteri di tenere duro sulla contiguità territoriale della Venezia Giulia italiana con lo Stato di Fiume e soprattutto, elemento centrale nella risoluzione del negoziato, la fermezza sul confine giuliano, cioè la frontiera strategica del Monte Nevoso, quale condizione indispensabile per l'accordo. Lo stesso Sforza diede atto ai popolari dell'importanza di questo pronunciamento, al punto da sostenere in una dichiarazione raccolta da Stefano Iascini, che faceva parte di questa commissione e che giocò un ruolo di mediazione tra Sforza e l'intransigenza nazionale di parte del gruppo popolare. Sforza che dichiarò a Iascini appunto che questa fermezza gli avrebbe consentito di appoggiarsi parlamentarmente, quindi di avere una solida base di rivendicazione a livello parlamentare per concludere il negoziato con l'acquisizione del Monte Nevoso. Il trattato fu poi firmato il 12 novembre del 20, giunse subito alla Camera, e qui è l'ultimo passaggio del mio discorso. I popolari cambiarono atteggiamento, nel senso che le loro riserve, i loro dissensi nazionali sul trattato cedettero il passo a una sua approvazione incondizionata, ancora una volta con il riferimento alla diversità fra il Trattato di Rapallo e il Trattato di Versailles. Il Trattato di Rapallo diventava il paradigma di una nuova diplomazia, quindi di un accordo diretto, libero e paritario. Vassallo lo definì, ne riconobbe il valore morale di un accordo che al diritto di guerra e al diritto di conquista avrebbe sostituito il diritto della civiltà e il diritto della pace. Lo stesso Iascini gli riconobbe il significato non solo bilaterale italo-jugoslavo, ma il significato internazionale. In sostanza, la maggioranza che approvò in Parlamento il Trattato di Rapallo fu, potremmo dire, il momento di massima convergenza sulla politica estera fra il Partito Popolare e i governi liberali. Fu il canto del cigno di questa convergenza, nel senso che le vicende politiche, di politica interna piuttosto che di politica internazionale, portarono presto al superamento di questo accordo. In realtà il superamento di questo accordo portò Giolitti poi a imbarcare nei blocchi nazionali, nelle elezioni del 21, gli stessi oppositori al Trattato di Rapallo, quindi a congedare i popolari che ne avevano sostenuto la linea di politica estera, non senza sacrifici, non senza riserve. In sostanza il Trattato di Rapallo, dal punto di vista del Trattato di Rapallo, Giolitti non seppe trarre i frutti sul terreno della collaborazione con il Partito Popolare, e questa fu l'occasione forse mancata del primo dopoguerra. Di sicuro la rottura fra i cattolici, i popolari e i liberali non avvenne sul terreno della politica estera, anzi la politica estera avrebbe potuto costituire un fattore di tenuta di questa maggioranza, che si ruppe poi su altre questioni, travolgendo poi
diciamo anche questo momento d'intesa che si era verificato appunto nella conclusione del Trattato di Rapallo. Grazie. Ringrazio il professor Mazzei e a questo punto chiamerei il professor Franchini, il quale terrà una relazione sulla mancata presenza del Papa alla Conferenza della Pace e note sul giudizio dei cattolici. In effetti devo dire in questi 2 giorni abbiamo solo, credo, accennato qualche volta al ruolo, il mancato ruolo della Santa Sede, quindi mi sembra invece corretto parlarne ora. Grazie. Il primo intervento pontificio dopo la firma degli armistizi fu la breve enciclica Quod Iam Diu del 1 dicembre 1918, con la quale Benedetto XV invitava i cattolici del mondo a pregare per invocare sui partecipanti alla Conferenza della Pace la sapiente assistenza del Signore, affinché, frutto dell'imminente congresso, sia quel gran dono di Dio che ha una vera pace fondata su principi cristiani della giustizia. Se i lavori della conferenza fossero così orientati, il Romano Pontefice avrebbe adoperato tutta la forza e l'autorità del proprio ministero per farli accettare volentieri e fedelmente osservare da parte dei cattolici. Concetti ribaditi dal Papa nei mesi successivi nei suoi sporadici interventi per riaffermare che nessuna vera pace era possibile se non era animata dalla volontà di abbandonare i rancori e le vendette e che nessun trattato di pace poteva essere considerato efficace se non teneva conto delle esigenze vitali dei vinti. Per tutto il lungo periodo in cui si svolse la conferenza di pace, la Santa Sede non volle esprimere alcun giudizio su quanto deliberato a Parigi, se non per rinnovare gli inviti alla conciliazione fra le fazioni e per condannare gli eccessi del nazionalismo. Al riservo dei palazzi vaticani corrispose invece un articolato dibattito all'interno dell'opinione pubblica cattolica. Cercheremo di ripercorrerne molto riassuntivamente in questa sede alcune delle linee principali, rifacendosi a quanto scritto su alcuni dei più autorevoli organi di stampa cattolici, fissando in particolare l'attenzione su 3 riviste che, come scrisse Pietro Scoppola, possono essere ritenute tra le più significative: la Civiltà Cattolica, la Rivista Internazionale delle Scienze Sociali e Discipline Ausiliarie, fondata da Giuseppe Toniolo nel 1893, e Vita e Pensiero, nata nel 1914 per opera soprattutto di padre Agostino Gemelli. Dall'esame dei giudizi espressi nelle varie sedi, il mondo cattolico si presenta unito da un sostanziale ossequio ai pronunciamenti pontifici, ma al tempo stesso capace di adottare diverse chiavi di lettura di quanto stava accadendo. Si possono così registrare toni e giudizi diversi su molti dei temi allora maggiormente presenti all'opinione pubblica, primo tra tutti proprio quello dell'esclusione della Santa Sede dalla Conferenza di Parigi. Si ricordano brevemente i termini del problema. Tra le condizioni poste dall'Italia nel Patto di Londra, all'articolo 15 si definiva che tra le potenze dell'intesa, alla fine del conflitto, avrebbero sostenuto l'Italia nella sua opposizione alla partecipazione di un rappresentante del Pontefice alla Conferenza di Pace. Era infatti timore dell'Italia che la diplomazia vaticana avrebbe approfittato dell'assise internazionale per risollevare la questione romana, timore che aveva motivato analoghe iniziative dei governi italiani fin dall'indomani della presa di Roma. Sebbene circolassero fin dal 1915 voci di questa esclusione, fu solo con la pubblicazione dei patti segreti sottoscritti dalla Russia, avvenuta nel novembre 1917, che se ne ebbe ufficiale conferma, con disappunto e preoccupazione da parte della Santa Sede, che temeva così di trovarsi isolata sul piano internazionale. Comprensibile anche l'imbarazzo del mondo cattolico, dove però, se comune fu la condanna di un ostracismo che venne letto come un disconoscimento dell'alta autorità morale del pontefice, diverso fu il rilievo attribuitovi. Per Civiltà Cattolica, che registra con gli articoli del padre Enrico Rosa le posizioni più marcate,
Nell'esclusione del Papa dalla conferenza di pace è esemplato il rifiuto da parte del mondo contemporaneo di Dio, della morale, della vera giustizia e il trionfo del laicismo di cui i liberali, la massoneria, i capitalisti ebrei sono i campioni. L'unica pace possibile che i delegati riuniti a Parigi dovrebbero cercare di realizzare è quella stabilita secondo i principi del cristianesimo di cui la Chiesa cattolica e il Papa sono depositari e interpreti. Echi di questa interpretazione della storia furono frequenti nella pubblicistica cattolica del periodo immediatamente successivo alla fine della guerra. Il ricordo dell'articolo 15 si ripercuoteva pesantemente sull'atteggiamento assunto nei confronti della Società delle Nazioni, colpevole di essere stata concepita escludendone la sede apostolica e quindi nata in antitesi alla città di Dio fondata sui valori cristiani. Vita e pensiero, dal canto suo, registra al proprio interno una feconda pluralità di voci ed è proprio nelle pagine di questa rivista che possiamo rintracciare le linee più coerenti di un pensiero disposto a dare credito ai tentativi di costruire un nuovo ordine internazionale. Del resto, su Vita e pensiero, le rivendicazioni e i richiami all'articolo 15, contrariamente ad altre sedi, sono occasionali, come fosse ormai un problema sul quale era meglio sorvolare. E quando nel marzo 1918 la redazione decise di affrontare l'argomento per esteso, lo fece riportando, senza particolari commenti, brani scelti da documenti diplomatici e da verbali parlamentari. A chiusa del lungo articolo, di noto notarile, leggiamo che quella dell'esclusione della Santa Sede poteva essere definita una felix culpa, perché da essa era venuta un unanime coro di reverenza e di affetto verso il pontificato. È così confermata l'impressione enunciata negli anni addietro da studiosi come Renato Moro e Francesco Traniello e da René Rémond per il contesto francese, che dietro queste diversità di giudizio, in questo diverso modo di considerare le vicende internazionali, si cedino distinzioni e schieramenti di carattere più generale che in Italia sono stati assegnati da una parte all'intransigentismo cattolico e dall'altra agli ambienti più sensibili ai valori liberali della contemporaneità. Prendiamo per esempio i giudizi espressi da Civiltà Cattolica su Wilson. Il pensiero del presidente americano è definito strano e incoerente. È formato a dottrine filosofiche e giuridiche dissonanti dalla limpidezza romana e dalla esattezza cristiana della scuola. Fin dai suoi primi pronunciamenti Wilson è messo in cattiva luce e quando nel 1916 auspicò la creazione di una forza superiore a regolare i rapporti tra gli Stati, idea che sarebbe poi maturata nel progetto di Società delle Nazioni, Civiltà Cattolica liquidò la proposta dichiarando che la forza morale superiore c'è già, la Chiesa. Anche i 14 punti potevano essere considerati con qualche sufficienza, visto che non erano altro che una precisazione dei 7 punti contenuti nella nota del 1 agosto 1917 di Benedetto XV. Come scriveva padre Rosa agli inizi del gennaio 1919, a Parigi si stavano gettando i semi di nuove guerre e quella che si stava cercando di costruire non era altro che un ludibrio di Società delle Nazioni che si volle attuata dalla politica atea e utilitaria, dove il santo nome di Dio non ha luogo, dove i diritti di Cristo e della sua Chiesa non hanno riconoscimento, dove perciò anche la vera pace e la prosperità dei popoli non hanno il primato sulle ragioni egoistiche o nazionalistiche della politica. La linea tenuta da Civiltà Cattolica trovava toni più concilianti nei confronti delle potenze dell'intesa nelle pagine di Vita e Pensiero, dove i commenti alle vicende internazionali venivano per lo più affidati a Don Ernesto Vercesi, interessante figura di sacerdote e giornalista milanese che a Parigi stava seguendo i lavori della conferenza quale membro dell'ufficio stampa del Ministero degli Esteri italiano. Vercesi commentava con evidente simpatia l'azione diplomatica di Wilson di Lloyd George, sottolineandone la vicinanza con le posizioni espresse dalla Santa Sede.
interpretazione condivisa anche nella scuola cattolica del gennaio 1919, dove Don Andrea Cappellazzi definiva Wilson come autentico interprete delle parole del Papa e l'uomo più insigne che il mondo intero ora circonda di entusiastica simpatia. Da segnalare anche un lungo e importante articolo, uscito su Vita e Pensiero nel gennaio 1918, quindi un anno prima degli avvenimenti di cui ci stiamo occupando, scritto da Adriano Bernareggi, che nei decenni successivi sarebbe diventato uno dei vescovi italiani più autorevoli. Bernareggi vedeva nella Società delle Nazioni non il risultato estemporaneo di forze estranee al cristianesimo, bensì il naturale sbocco di un percorso avviato nei secoli lontani della cristianità medievale. Voci in sintonia con questo orientamento sono espresse tra il 19 e il 20 da Don Emilio Galli sulla scuola cattolica e da Umberto Gelmetti sulla Rivista Internazionale di Scienze Sociali, anche su Civitas, espressione dei popolari. Gli inviti a un rafforzamento della Società delle Nazioni sono ricorrenti per tutti i primi anni 20, con scritti di Giuseppe Molteni e di Angelo Valvassori Peroni, e che l'apertura a una collaborazione tra le nazioni non fosse, per il periodico fondato da Sturzo, solo una questione di facciata, lo dimostra l'auspicio non certo comune in un paese cattolico come l'Italia, che la nascita della World Conference delle confessioni cristiane potesse trasformarsi in un organismo permanente e diventare, accanto alla Società delle Nazioni, una sorta di società delle religioni. La Santa Sede stessa ebbe nei confronti della Società delle Nazioni un atteggiamento complesso e discontinuo. I giudizi negativi espressi da Civiltà Cattolica non erano troppo lontani dalle preoccupazioni nutrite in Vaticano. Eppure nell'enciclica Pacem Dei Munus del maggio 1920, Benedetto XV, dopo aver espresso la preoccupazione per quella che si stava delineando sempre più come una pace fittizia, volle dedicare alcune righe alla Società delle Nazioni, alla quale, scriveva, non sarà certo la Chiesa che rifiuterà il suo valido contributo, purché essa sia ispirata ai principi cristiani della giustizia e della carità. Nel frattempo, fin dai primi mesi del 1919, si era avuto il crollo della popolarità del presidente Wilson, anche presso chi, definendolo il Papa laico, lo aveva messo in contrapposizione al pontefice. Questo provocò una riconsiderazione dell'azione della Santa Sede, innalzandone il prestigio. In giugno 1919 Vercesi doveva ammettere il profondo senso di delusione provocatogli dall'esito verso cui stava andando la conferenza. Wilson aveva tradito i suoi 14 punti. L'uomo della Casa Bianca, scriveva, ha fatto fallimento. Oggi anche negli ambienti più ostili a Benedetto XV si è portati a giudicare l'opera sua con un maggiore equità. La guerra aveva rappresentato una dura prova per la diplomazia vaticana, che già durante il pontificato di Pio X si era trovata indebolita anche a causa di alcune intransigenze dovute alla personalità del pontefice e del suo segretario di Stato, Mary del Val. Durante il conflitto tutte le iniziative diplomatiche vaticane andarono incontro a insuccessi, fossero esse rivolte ai governi nei vari tentativi di mediazione culminati nella nota del 1 agosto 1917 o indirizzate agli episcopati e alle popolazioni dei paesi belligeranti, come quando nel febbraio 1915 il pontefice invitava i cattolici di tutto il mondo a recitare una preghiera da lui stesso composta, con il risultato che la preghiera venne sì letta, ma dopo lunghe introduzioni volte a darvi un carattere patriottico e partigiano che svuotava di fatto il senso universalistico dell'iniziativa del Papa. La tenacia di Benedetto XV, che pure veniva continuamente fatto oggetto di critiche se non di insulti, l'abilità diplomatica del segretario di Stato Gaspari e dei suoi più stretti collaboratori, l'efficienza dell'azione umanitaria che con straordinaria rapidità la Santa Sede seppe mettere in moto per lo scambio dei prigionieri in tutta Europa e per l'assistenza nei campi di prigionia, e la rinascita del sentimento religioso favorito dalle incertezze e dai pericoli, consentirono alla Santa Sede di affrontare le difficoltà del dopoguerra con rinnovata consapevolezza di sé e determinazione.
Ad incoraggiare questa ripresa e al tempo stesso ad esserne il risultato fu il convincimento della superiorità della Chiesa su ogni altra realtà umana, convincimento non immune dai toni apologetici, ma autenticamente sentito e ripetutamente ribadito nella pubblicistica confessionale di quel periodo. Se da un lato vediamo che fino al maggio 1919 la Segreteria di Stato si impegnò in varie direzioni al fine di poter almeno indirettamente partecipare alla conferenza di Parigi, magari attraverso la presenza prestigiosa e carismatica di un prelato come il cardinale Mercier, dall'altro constatiamo come fin dalla conclusione stessa di quella conferenza, dalla quale il Papa era stato escluso, il prestigio internazionale riconosciuto al Vaticano determinasse i cattolici a porre la sede di Pietro al di fuori e al di sopra di ogni altra realtà internazionale. Non si tratta solo di una questione diplomatica ormai. Vi è uno scatto qualitativo del modo di presentarsi della Santa Sede sulla scena internazionale che chiude definitivamente con una concezione del papato che apparteneva ai secoli in cui il potere temporale consentiva di considerare il pontefice come sovrano tra i sovrani, sebbene primo tra tutti, e di annoverare il suo Stato tra gli Stati, quindi di vederlo partecipare ai congressi internazionali come avvenuto a Vienna. Non si cerca più di consentire alla Santa Sede di partecipare alle conferenze internazionali, bensì la si trasfigura, idealizzando il ruolo da essa avuto nella storia ed esaltandola quale realizzazione in terra del Regno di Cristo, operazione non nuova nella lunga storia della Chiesa, ma ora riproponibile con rinnovato slancio grazie a varie circostanze. Non ultima, anzi, quale elemento determinante, la personalità del nuovo pontefice, che proprio sulla regalità di Cristo, estesa a tutto l'universo e a ogni realtà e a ogni aspetto della vita personale e sociale, fondava il messaggio caratterizzante il proprio pontificato. Questa volontà di porre la sede apostolica al vertice della società umana a ogni livello portò Pio XI ad esprimere fin dalla sua prima enciclica nel dicembre 1922 un giudizio sostanzialmente negativo nei confronti della Società delle Nazioni, che veniva messa in contrapposizione all'unica vera Società delle Nazioni che è rappresentata dalla Chiesa Cattolica. La posizione del nuovo pontefice attingeva al patrimonio culturale nutrito di tomismo fatto proprio dagli intransigenti e si poneva nella linea di una solida tradizione di pensiero della quale, come abbiamo già visto, Civiltà Cattolica era strenua di testimone. Drammatici avvenimenti della seconda metà del 1922 misero in primo piano i temi riguardanti la situazione italiana. L'attenzione di Vita e Pensiero sulla dimensione internazionale tornò, ancora con una pagina di Vercesi, nel gennaio 1923, con un'esaltazione della grandezza della Chiesa che aveva saputo non solo superare indenne una tragica pagina della storia, ma che si poneva come faro di luce per la pacificazione del mondo intero. Scriveva Vercesi: il Santo Padre non ha voce in capitolo nelle riunioni internazionali dove viene in discussione la pace. Noi non ci lamenteremo per questo. Il papato, parlando di pace al mondo, ad Oriente come ad Occidente, è assai più efficace in Vaticano che a Losanna o a Londra e a Bruxelles, dove il realismo degli interessi più opposti è bene spesso in contrasto con l'idealismo di cui Roma è depositaria. Appunto, la Chiesa è altra cosa, è depositaria di un'altra parola. Si chiude così, possiamo dire, la discussione sull'articolo 15. Ancora negli anni successivi si troverà occasione di polemizzare richiamandolo e ricordando gli affronti subiti, ma sarà solo appunto un esercizio polemico. Ormai la Santa Sede aveva proiettato la sua presenza internazionale su un piano diverso, il che non escluderà che già di lì a pochi anni lo stesso Pio XI guardi alla Società delle Nazioni con atteggiamento meno distaccato, spinto soprattutto dalle vicende internazionali che richiedevano sempre più frequenti rapporti diplomatici con l'organizzazione ginevrina. Quando però nel 1923
Su istanza della Gran Bretagna, alla Segreteria di Stato pervenne l'invito a istituire con la Società delle Nazioni una relazione stabile mediante un concordato, chiudendo così definitivamente con l'articolo 15, Pio XI vi oppose un rifiuto per mantenere libera la Santa Sede da condizionamenti e strumentalizzazioni. Per noi, a chiusura della nostra riflessione, è significativo ricordare come nella Rivista Internazionale di Scienze Sociali nel 1927 appaiano 2 saggi di un autorevole scrittore della civiltà cattolica, il padre Angelo Brucoleri, in cui si invitavano i cattolici a lasciar cadere i pregiudizi e a impegnarsi per la trasformazione e il miglioramento della società delle nazioni, confutando le critiche che le provenivano dalla destra di Corradini. Decenni successivi, dopo una strada intrapresa, come ha scritto Annibale Zambarbieri, con ritmi diseguali, indecisi e discontinui, il dialogo e la collaborazione della Santa Sede con le istituzioni internazionali si esprimerà in forme diverse e troverà culmine ideale nel discorso pronunciato da Paolo VI all'ONU nel 1965, lungo un percorso di cui il nostro articolo 15 è stato una tappa significativa. Grazie. Ringrazio il professor Franchini che è rimasto perfettamente nei tempi previsti e quindi ci dà la possibilità di passare rapidamente all'ultima relazione, quella del professor Annibale Zambarbieri, che affronterà un tema particolare, di particolare interesse, attraversare Roma e Tokyo, il problema delle missioni nelle ex colonie tedesche del Pacifico. Grazie. E anche a lui naturalmente ricordo i soliti. Grazie. Fermi, Va bene, d'accordo. Diritto di vita e di morte su quel che dico, quindi va benissimo. Non esageriamo. Ma innanzitutto non è rituale, ma è sincero, sentito, un grazie agli organizzatori e agli amici qui intervenuti, che adesso sottopongo una piccola tortura, ma in cauda venenum e pazienza. Dunque, comincerò così. Da un breve ricordo, scritto 30 anni dopo la conclusione della conferenza di pace, il ricordo ne presenta alcuni aspetti che possono attirare una qualche attenzione, se non altro perché ne è autore un giapponese, si chiama Sawada Renso. Nel 1919 era un giovane diplomatico della delegazione nipponica alla conferenza, destinato ad una brillante carriera che lo portò nel secondo dopoguerra a ricoprire la carica di ufficiale osservatore presso le Nazioni Unite, il primo della sua nazione. Di quella memoria, fra l'altro percorsa da venature di nostalgia, stralcio un brano, rapidamente, che leggo rapidamente. Dice così: affittammo l'intero Hotel Le Bristol nella Place Vendôme. Una parte dell'edificio era occupata dalle sale di riunione e dalla logistica per le comunicazioni con il nostro governo, e il resto per le stanze dei diplomatici e i loro assistenti. Nella piazza si ergeva maestoso il monumento a Napoleone, 10 volte più alto della statua di Omura Masahiro. Facevo un paragone. Allineate all'ombra dell'hotel erano parcheggiate circa 30 automobili provviste delle insegne del Sollevante. Il complesso catturava l'attenzione dei parigini. Il Giappone era presente ormai su una ribalta mondiale. Una ribalta dunque fisica e metaforica, su cui ormai era salito il lontano paese dell'estremo oriente, neofita ma già non secondario nel concerto della diplomazia multilaterale. Aveva colto la portata di questa partecipazione all'Assise di Versailles un missionario metodista di stanza a Tokyo, Robert Conner Armstrong. Per lui quello era l'inizio di una fase decisiva ed incisiva per le sorti del paese del Sollevante, spontanea, era la sua citazione, di un discorso del primo ministro Harakei, per il quale il senso della svolta veniva declinato sul pentagramma delle responsabilità proiettate sull'orizzonte mondiale, che il paese doveva assumere ed esercitare per condurre in porto il disegno di una grande Asia. Il Giappone come pilota di questa corsa verso
l'importanza da assumere nella Grande Asia. Ho citato Sawada, Cornel Armstrong, Harakei, 3 cristiani. L'ultimo cattolico, presidente del Consiglio giapponese, il premier giapponese, era cattolico, quindi importante, segno di un'ascesa sicuramente non quantitativa, i cattolici non erano molti, ma qualitativa della religione occidentale nella platea dell'opinione pubblica. Ciò non significava un proselitismo, ma significava un apprezzamento sempre crescente nei confronti della cultura religiosa, occidentale, cattolica in particolare. Vale la pena a questo punto accennare al fatto che nella delegazione giapponese a Versailles era nutrito il gruppo dei cristiani, fossero cattolici o non cattolici, che tutti erano collaboratori di una rivista, Kokusai Nenmei. Ho fatto il conto degli articoli che scrivevano i cattolici e i protestanti anche, che è veramente sproporzionato rispetto al numero dei cattolici e dei protestanti che c'erano in Giappone, lo 0,3%. Invece gli articoli arrivano a volte anche al 15-20%, quindi vuol dire che c'era un certo senso dell'importanza dei cattolici in quel momento, e questo ci porterà a capire di più la trattativa di cui vi parlerà in modo molto puntuale. È probabile anche, devo dire, che la decisione di inviare in Europa costoro fosse dettata dalla convinzione che in tal modo si facilitava il dialogo con gli occidentali, data la percezione di un'almeno parziale osmosi tra la cultura generale e la tradizione cristiana. In ogni caso sarebbe stato più facile intendersi sul piano della strumentazione concettuale tra i giapponesi e gli occidentali che sedevano alla conferenza di Ginevra. Ciò però permetteva degli accostamenti molto interessanti con i cattolici, e l'accostamento era soprattutto per quello che abbiamo sentito un momento fa anche, cioè l'apertura del Vaticano e della parte dirigenziale o di vertice della Chiesa coincideva un po', nonostante tutte le differenze, con l'apertura del Giappone sulla scala mondiale. 2 universalismi incoativi, diciamo pure potenziali a quel momento, si incontravano e avevano un significato che si proietterà anche nel futuro, come cercherò di dire alla fine della mia piccola conversazione. Tra l'altro lo scatto di cui parlava un momento fa il professor Franchini è vero, perché c'è uno scatto del Vaticano anche dopo le delusioni causati dai tentativi di pace che aveva avuto Benedetto XV. Però già all'interno di una posizione molto variegata che le riviste testimoniavano, ma anche i documenti che ho potuto vedere della Segreteria di Stato, seconda sezione, dimostrano. Il mio maestro Émile Poulain diceva che l'Église c'est un monde, anche il Vaticano c'est un monde, sono molte tendenze diverse. Caspari non è Emery del Val, tanto per intenderci. Ecco, anche lì si vede che si maturano altre cose in una dialettica che è sempre stata abbastanza presente, ma qui diventa più conclamata, in questo periodo diventa più conclamata. Su tale sfondo, che ho cercato di ricostruire un po' sommariamente, il concreto rapporto tra Vaticano e Giappone, in occasione della conferenza di Versailles, si può descrivere distribuendolo in 3 sequenze, molto velocemente, e che, insomma, immaginosamente io presenterei in maniera idrografica: l'oceano, la Senna, il Tevere, e poi ci ritorna, come in un giro, all'oceano. La Senna, lì a Versailles, la discussione riguarda il fatto della presenza o meno del Giappone nelle colonie tedesche della Micronesia, ma anche di Shantung. Riassumo molto velocemente. Sappiamo che per un patto segreto tra il Giappone e gli inglesi, queste colonie sarebbero dovute passare al Giappone. Molte discussioni avvengono a Versailles, e alla fine
si decide di affidare i giapponesi con la Società delle Nazioni, con il sistema del mandato C, di tipo C, tutte queste colonie. Il problema che sorge è come garantire una continuità nella presenza dei missionari tedeschi, che naturalmente i giapponesi non volevano più, che volevano addirittura espellere. E qui interviene una diplomazia informale da parte della Santa Sede, è molto interessante. Patto di Londra, però c'è sempre un altro sentiero per questa diplomazia che sembra abbastanza fine, non da tutti a considerare, permettetemi una parentesi per tirare sul morale, perché è vero che la diplomazia vaticana ha questa fama di essere la diplomazia migliore del mondo. Quando dicevano questa frase il cardinale Tardini, prosegretario di Stato sotto Pacelli, diceva sì, ci dicono che noi siamo la prima diplomazia del mondo, chissà la seconda. Quindi, in effetti qui operano con molta finezza, perché un esponente della segreteria di Stato molto vicino a Gasparri, della linea di Leone XIII, che si chiama Ceretti, Bonaventura Ceretti, viene mandato non prima a Versailles, ma prima negli Stati Uniti da Wilson, viene ricevuto da Wilson, e Wilson risponde molto simpaticamente a Ceretti, e lui ne riferisce anche. È stata un'azione propedeutica molto, starei per dire astuta, per garantirsi un'udienza informale, naturalmente, alla conferenza di Parigi, di Versailles, di Parigi. Infatti, Ceretti, dopo essere stato negli Stati Uniti, arriva a Parigi e Le Matin, che abbiamo sentito citare prima, lo descrive come un prélat à la mode anglo-saxon. Non leggo tutto, ma il appelle les choses par leur nom, insomma, una simpatica presentazione. A sua volta presenta un memoriale alla conferenza in cui parla, Ceretti, della situazione delle colonie sottratte alla Germania, con la richiesta che venga riconosciuta la presenza dei missionari, in primis quelli tedeschi. Qualcosa, come vediamo, non è accettata, ma nel memoriale, da buon diplomatico, il suo capo molto diplomatico, Gasparri, si avanza l'idea, discutibile finché si vuole, che le proprietà delle missioni, tutto il mondo, sono proprietà della Santa Sede. Tesi abbastanza problematica, in tutti i sensi, sia all'esterno della Chiesa sia all'interno. E qui non cito l'articolo di qualcuno, ha studiato recentissimamente questo tema dal punto di vista, diciamo, endocattolico, perché insomma le congregazioni missionarie, ma noi siamo proprietari delle cose, noi ci abbiamo messo i quattrini, insomma. Gasparri però non si rifà a non mi ricordo il numero, al 1515 del diritto canonico del codice che era stato promulgato nel 17, e dice pertinet ad Santa Sede. Ma il problema è con quali modalità appartiene alla Santa Sede questo patrimonio anche economico, ma anche dirigenziale. In ogni caso, le pressioni dell'inviato vaticano, perché di pressione si parla, Ceretti interviene abbastanza diplomaticamente, ma abbastanza decisamente, ottengono un qualche risultato. Non vi sto a citare tutta l'evoluzione della formula che si elabora a Versailles. Dice, le missioni devono essere sostituite da prelati the same confession, della stessa confessione, poi the same faith, perché insomma fede piace molto a Lord George l'espressione, che era lui antiromano, la stessa fede deve essere quella dei protestanti, che più o meno insomma sono le stesse, lo stesso credo che recitavano anche i protestanti. Quindi esiste una continua discussione per limare l'espressione della conferenza di Versailles. Alla fine
si concede che a nominare i responsabili delle missioni, delle singole missioni nella Micronesia, sia la Santa Sede. O anche la formula è un po' sfumata, o anche altri attori, diciamo, gerarchici all'interno della Chiesa, compresi i giapponesi. Dopo Versailles la cosa allora passa dalle competenze della Chiesa romana, e quindi passiamo dalla Senna al Tevere. Perché? Presso la conferenza di Versailles, tra i vari cattolici, c'era un prestigioso esponente, presidente dell'Azione Cattolica Giapponese, che si chiamava Yamamoto Shinjiro, e Yamamoto come il grande ammiraglio anche lui, però in subordine. Yamamoto aveva, diciamo così, tre amori. Non dico in quale graduatoria li poneva, perché il primo amore era per il male. Lui era nato a Katase, vicino a Enoshima, una bellissima isola, e lì il mare. Ha navigato vita sua natural durante, è morto molto alla fine della Seconda Guerra Mondiale. L'altro amore era naturalmente la sua religione. Il terzo amore era l'imperatore, era la sua nazione. E Yamamoto Shinjiro è il più adatto a negoziare. Infatti lui va a Roma a negoziare questa cosa, la sostituzione dei missionari. A Roma era ben accetto, era stato addetto navale dal 1914 al 1918 nell'ambasciata giapponese a Roma. Quindi aveva già contatti con l'ambiente romano, aveva già contatti soprattutto con il Ministero degli Esteri italiano, molto ben voluto. Devo ricordare anche, cosa che non ho fatto prima per la fretta, che tra gli esponenti religiosi a Versailles c'era anche Sugimura, che poi sarà ambasciatore giapponese a Roma, e quindi c'era un'entente già abbastanza collaudata, già abbastanza avviata. Ebbene, a Roma, trattando con il Vaticano e indirettamente attraverso la diplomazia italiana, perché la diplomazia italiana è attiva in quel momento, trattando con altre potenze, insomma, si decide di mandare a sostituire i missionari tedeschi i missionari gesuiti. La cosa è però abbastanza laboriosa, che in un primo tempo volevano mandare missionari francesi delle missioni étrangères di Parigi. E questo piaceva molto ai francesi, perché c'è un influsso francese notevole in Giappone. In questi anni l'ambasciatore francese in Giappone Paul Claudel, l'ambasciatore poeta, il quale arriva lì e nel 23 una cosa di parentesi all'interno, fa una straordinaria descrizione del terremoto a Yokohama. Una pagina stupenda, nonostante la tragicità dei fatti narrati, che per me somiglia molto a Tucidide della peste, è una cosa bellissima. Paul Claudel appoggia l'idea, anche dopo, di una presenza più attiva dei missionari francesi anche nella Micronesia, ma prevale l'idea di Yamamoto Shinjiro, perché ricordava il metodo dei primi evangelizzatori giapponesi, evangelizzatori cristiani, cattolici in Giappone, cioè Valignano e gli altri, perché insistevano nell'adattamento del messaggio evangelico a un'altra cultura. Noi non possiamo parlare di inculturazione perché sarebbe un anacronismo enorme, ma una attenzione simpatetica nei confronti di quella cultura molto lontana. Alla fine mandano i missionari gesuiti spagnoli, Labarta, che presto viene addirittura consacrato vescovo, e quindi dando una forma autorevole di una presenzialità diciamo così gerarchica all'interno di questo mondo di queste isole. A un certo punto
io riassumo, cercano anche di mandare dei missionari giapponesi, ma la cosa diventa difficile perché mancavano di numeri, prima di tutto, di preti, e di preparazione adeguata. Certo che ci sono dei rapporti, che qui non vi leggo, diciamo che è difficile evangelizzare queste popolazioni, perché tanto le comunicazioni sono molto laboriose, bisogna andare in parvanavi, seukanoa, all'interno di percorsi anche qui idrografici, no? E però pian piano si rafforza una certa presenza, anche perché il governo giapponese offre degli ottimi sussidi economici a questi missionari. E naturalmente contraccambiano, perché la prima chiesa che riaprono, mostra la bandiera del sollevante sul campanile e anche sul fastigio della chiesa. Quindi è una cosa molto interessante. Se volessimo, ho un minuto di tempo, se volessimo trarre così una piccola conclusione, così modesta, da questa mia conversazione molto rapida e molto sommaria, negli atti sarò un po' più noioso se volete, e quindi però una sintetica presentazione degli esiti potrebbe dire così. Intanto l'accentramento romano si dimostra in questo l'accentramento vaticano romano si dimostra in tutta la discussione, cioè dopo la seconda guerra mondiale si rafforza all'interno della Chiesa la persuasione che il Papa è un centro ormai imprescindibile. Cioè il lungo percorso dell'accentramento romano qui trova un vertice notevole. Prima cosa. Beh, lo stesso Buonaiuti, che scrive in quegli anni, nonostante tutti i suoi problemi con la gerarchia ecclesiastica, elogia lo sforzo della Chiesa romana ed elogia subito dopo il rappresentante della Santa Sede nel paese nipponico, cioè Marella, che è delegato apostolico. Nello stesso tempo però si apre la discussione su una delegazione nipponica presso la Santa Sede. La cosa avrà un suo sviluppo, anche qui tramite il governo italiano, nel 1942, pensate, quando ci sarà un ambasciatore giapponese in Vaticano, che è Harada, che era un protestante, ma la moglie era cattolica, quindi una evoluzione magari un po' sotto traccia, ma molto, molto interessante. Il secondo esito, direi che esiste anche un'apertura italiana nei confronti del Giappone, veicolata da questi rapporti tra Santa Sede e Giappone. Fosco Maraini, che tutti conoscono, no? Con la famiglia Maraini, va in Giappone anche sull'onda di questa simpatia o non antipatia o ralliement tra Santa Sede e Giappone. Terzo ed ultimo, è proprio finito, esito è quello delle ricerche antropologiche. I missionari in queste regioni, in queste tante isole, non 1500 isole, hanno cominciato a raccogliere elementi di una cultura cosiddetta tradizionale, una cultura atavica, che poi sfocerà nei grandi studi, Lévi-Strauss, eccetera, perché qui troverà le sue radici. Sono gli esiti della storia, magari io li dico un po' ottimistici, però serve tutta una storia da ricostruire attentamente. E come la storia è infinita, occorrerà che qualcuno la scriva. Grazie. Ringrazio il professor Zambarbieri per questa relazione brillante ed anche su un tema, devo dire, veramente molto poco noto. E a questo punto, visto che siamo arrivati alla conclusione, io penso che il professor Galli o il professor Ballini vogliano dire qualche cosa e chiudere. Lascio a loro. Segno fra queste competenze. Stai seduto. Sei ospite, sei un relatore. I relatori non sono ospiti, sono persone che ci fanno un favore a venire.
e spero che questo favore, pregherei di restare perché sei uno dei responsabili di questa fortunata iniziativa insieme a altre persone che vedo qua. No, anche il Cavaliere mi hanno messo. Niente, io voglio soltanto ringraziarvi per la qualità dei lavori, per essere venuti, per quello che avete portato, per quello che ci avete spiegato e ringraziarvi in anticipo anche per quello che ci darete, perché noi pensiamo di pubblicare al più presto gli atti di questo convegno, diviso tra 3 cose contemporaneamente, il che vuol dire che questo istituto, bene o male, io credo bene, ma altri spero che mi perdonino se dico bene di questo istituto, altre 3, sono 3 le iniziative che sono in corso nelle nostre sale oggi. E quindi mi spiace avere perso buona parte dei lavori. Devo dire, quello che ho sentito mi è sembrato di livello molto alto e questo vuol dire che conviene che al più presto procediamo nel raccogliere i testi e nel pubblicarli con quell'impegno e quella cura che voi sapete cerchiamo sempre di mettere nelle nostre pubblicazioni. Io soprattutto ringrazio i veri organizzatori di questo convegno. Figuro anch'io, sapete, in quel dépliant che avete avuto, ma è un imbroglio. Io ho solo imparato qualcosa, non ho potuto dare un aiuto forte. L'aiuto forte che l'istituto, non io, ha cercato di dare è di rendere il più piacevole, il più tollerabile possibile la vostra permanenza in questa città, che è una città sempre più difficile, una città non sempre comoda, una città in cui però questo Istituto Veneto di Scienze e Lettere d'Arti cerca di difendere una isola di civiltà e di impegno anche culturale. Il tema era un tema importantissimo, questo potevo capirlo persino io. Le reazioni che ho raccolto sono reazioni di grande soddisfazione e per questo appunto credo di poter impegnare l'istituto nel pubblicare nel migliore dei modi, il più presto possibile, le relazioni che ci farete avere. Per il resto posso solo dirvi grazie e spero a rivederci presto. Grazie agli organizzatori.